consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Benissimo, allora Ferrante, anche lei quindi ha sentito, viene sentito come testimone, quindi con l'obbligo di dire la verità e sapendo che ovviamente la legge punisce la falsa testimonianza. Detto questo, ci dia innanzitutto le sue generalità complete. Quindi Ferrante Giovan Battista, nato a Palermo il 10 marzo 1958. 10 marzo 1958. Benissimo. Allora possiamo dare la parola al Pubblico Ministero che ha chiesto l'esame e può iniziarlo. Grazie Presidente, buonasera. Buonasera signor Ferrante, sono il dottor Del Bene. Buonasera. Signor Ferrante, lei ha fatto parte dell'organizzazione Cosa Nostra? Sì. A partire da quando e per quale territorio, in quale famiglia? Allora, da quando, dalla fine del 79 sino al momento della mia collaborazione, quindi nel 96. Appartenevo alla famiglia mafiosa di San Lorenzo. Sino al 1982 al mandamento di Partanna Mondello, dall'82 in poi come mandamento era San Lorenzo. Benissimo. Fino al 1982 il capomandamento, il reggente del mandamento, chi era? Saro Riccobono. Dall'82 in poi è stato come mandamento San Lorenzo. Quindi per noi il nostro capomandamento era Pippo Gambino, quindi Giacomo Giuseppe Gambino. Lei ha assunto un ruolo poi all'interno dell'organizzazione mafiosa, da soldato poi ha scalato il vertice, com'è avvenuto? No, sono sempre stato affiliato a Cosa Nostra, quindi soldato della famiglia di San Lorenzo. Senta, Pippo Gambino fino a quando ha retto il mandamento di San Lorenzo? Allora, Pippo Gambino credo sia stato arrestato nell'86 o 87, però per noi è sempre rimasto, è sempre stato ed è sempre rimasto sino al momento della mia collaborazione, sempre il nostro capofamiglia, quindi anche capomandamento, anche se era detenuto in carcere. Lei ha detto che era detenuto, può ripetere l'anno, a partire da quando Pippo Gambino? Credo che sia stato arrestato attorno all'86. Ovviamente da detenuto sarà stato sostituito sul territorio da qualcuno in questo ruolo apicale, pur conservando formalmente il ruolo. Può indicare cortesemente se c'è stato un soggetto che ha sostituito in questo ruolo Gambino? Guardi, per noi il nostro punto di riferimento, ripeto, è sempre stato Gambino, però di fatto c'era Salvatore Biondino che era il nostro capodecina e quindi il nostro punto di riferimento a quel punto è diventato Salvatore Biondino. Ma Salvatore Biondino... Anche se ripeto, c'era un sottocapo e un consigliere, ma ripeto, per noi il nostro punto di riferimento era Salvatore Biondino. Ma era un punto di riferimento, diciamo, acquisito in considerazione appunto della sua figura fisica di Salvatore Biondino, oppure comunque poi ha assunto un ruolo formale nell'organizzazione? Da capodecina è rimasto sempre capodecina? Guardi, da capodecina è rimasto sempre capodecina perché non è stato mai, non c'è stata mai una nuova rielezione della famiglia, quindi è sempre rimasto capodecina, ma avendo una vicinanza
appunto prima con Pippo Gambino e successivamente dopo l'arresto di Pippo Gambino con Salvatore Riina, ripeto, per noi era il nostro punto di riferimento era Salvatore Biondino. Lei come fa a riferire di questa circostanza, di questa particolare vicinanza di Salvatore Biondino con Salvatore Riina? Il semplice motivo che ci si incontrava anche a casa mia, quindi vedevo personalmente, sapevo e vedevo la vicinanza appunto con Salvatore Biondino e Salvatore Riina. Senta, questo rapporto Salvatore Biondino-Salvatore Riina, lei è in grado di datarlo a quando comincia, se nel proseguo si è intensificato, se ancora ulteriormente si è raffreddato? No, è iniziato subito dopo l'arresto di Pippo Gambino ed è durato sino al momento del suo arresto, anzi del loro arresto. Quindi nel gennaio del 93 dice? Sì. Ed era un rapporto, ovviamente antecedente all'arresto, un rapporto occasionale Salvatore Riina, Salvatore Biondino, quotidiano, come si svolgeva? Guardi, il rapporto era quasi settimanalmente, c'erano dei periodi quasi settimanalmente che si facevano degli incontri, ripeto, o a casa mia o nel Baglio Biondo o diciamo in un fratello diciamo a casa, non nel fratello, a casa di un fratello di Salvatore Biondino, o a volte a casa di Salvatore Biondo il Corto. Quindi ci sono stati alcuni periodi che settimanalmente ci si incontrava. Senta, queste riunioni, o meglio, a queste riunioni a casa sua, presso l'abitazione di Biondo, il Corto di Salvatore Biondino, erano riunioni della famiglia mafiosa del territorio quindi di San Lorenzo, oppure estesa anche ad altri esponenti di Cosa Nostra? No, non erano della famiglia mafiosa di San Lorenzo, perché venivano altri esponenti di altre famiglie e di altri mandamenti. Senta, e Biondino, Salvatore partecipava a queste riunioni, a questi incontri, ripeto, in quei 3 luoghi che non sto qui a ripetere, casa sua, Biondo e casa di Biondino? Sì. Partecipava. E a che titolo partecipava? Cioè, con quale qualità? Guardi, la qualifica e la qualità, come le ho detto un attimo fa, era sempre la stessa, perché per noi era ed è rimasto il capodecina, ma come figura chiaramente diciamo valeva più del capodecina, perché si occupava sia dei rapporti diciamo interni alla famiglia che esterni, quindi con i contatti di altri mandamenti e di altre famiglie. Ho capito. Senta, lei è stato formalmente affiliato in Cosa Nostra? Sì. Senta, e un'altra circostanza, nell'ambito della sua famiglia di sangue, lei sa se qualcun altro dei suoi parenti è stato mai formalmente affiliato in Cosa Nostra? Tutti, cioè, mio padre e gli altri miei zii erano tutti formalmente affiliati a Cosa Nostra e facevano parte della stessa famiglia di San Lorenzo. Senta, lei quando è che è stato tratto in arresto per la prima volta? Credo che sia stato l'11 novembre del 93. L'11 novembre del 93. Ricorda per quale titolo di reato è stato tratto in arresto? Per l'associazione mafiosa e la strage di Capaci. Senta, poi è stato detenuto dal novembre 93 sino a quando? Sono stato detenuto dal novembre del 93 credo al
settembre del 97, settembre-novembre del 97, poi sono stato riarrestato più volte, quindi da allora sono sempre stato detenuto. Ecco, comunque. questo a me premeva sottolineare, dal novembre 93 fino a quantomeno ho capito dal settembre 97 è sempre stato detenuto, giusto? Sì, sì. Senta, C'è stato un paio d'anni che sono stato libero, quindi credo dal settembre del 97 al 2000, e poi sono andato definitivo e da allora sono stato sempre detenuto. quando è che ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria? Nel luglio del 96. In quel momento per quali reati era indagato, processato? Lo ricorda? Sì, per la strage di Capaci e per il 416 bis. Quando ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria ha ammesso la sua responsabilità, quantomeno da subito, per questi primi fatti contestati e quindi la partecipazione a Cosa Nostra e la strage di Capaci? Sì, è stata data priorità praticamente, diciamo, per questi diciamo, reati, perché c'erano dei processi in corso, e anche per la strage diciamo, del dottore adesso non ricordo, comunque sì, mi sono accusato di altri reati. Sì, una volta che ha cominciato a collaborare con l'autorità giudiziaria ha riferito di altri episodi gravi al pari della strage di Capaci cui ha partecipato? Se sì, in maniera molto sintetica li può indicare alla Corte, per piacere? Sì, e allora del dottore Chinnici, dell'omicidio Lima, del dottore Borsellino, di altri, tanti altri. Quindi lei ha avuto un ruolo, se non ho capito male, nella strage anche di via Pipitone, quindi ai danni del dottor Chinnici? Sì. In particolar modo che ruolo ha avuto? Il dottore Chinnici praticamente ho avuto il ruolo di guidare un autocarro, spostarmi nelle vicinanze diciamo del portone dove abitava il dottore Chinnici, con Nino Madonia accanto. Poi praticamente lui ha suonato il telecomando per far esplodere quella bomba, quell'auto. Invece, per quanto riguarda Capaci, che ruolo ha ricoperto? Riguarda Capaci, diciamo, il ruolo di pedinare e di controllare quando arrivava sinteticamente, di pedinare, diciamo, quando arrivava il dottore Chinnici e avvisare appunto... parliamo di Falcone. Capaci, quindi Falcone evidentemente. Pedinare il dottore Falcone evidentemente, perché parliamo di Capaci. Sì, scusi, il dottore Falcone. Senta, partecipato anche alla strage di via D'Amelio? Sì. Con quale ruolo? Anche sempre? per quella il mio ruolo è stato quello appunto di vedere passare il dottore Borsellino e avvisare telefonicamente diciamo, gli altri che dovevano proseguire diciamo, il compito, appunto quello di vedere arrivare il dottore Chinnici, scusi, il dottore Borsellino. Senta, e in questi tre episodi più gravi, quindi
la strage dove ha perso la vita il dottor Chinnici, quella in cui ha perso la vita il dottor Falcone, quella in cui ha perso la vita il dottor Borsellino. Lei questo incarico, con i compiti che ha indicato, da chi l'ha ricevuto? Allora, quello del dottore Chinnici da Pippo Gambino. Quello delle altre due stragi è stato proprio Salvatore Biondino a dirmi che si doveva partecipare e si dovevano fare questi due attentati. E l'indicazione, o meglio, quello che le disse di fare il Biondino, fu una scelta del Biondino oppure proveniva da altri soggetti? No, Salvatore Biondino non avrebbe potuto prendere un'iniziativa in piena autonomia del genere. Chiaramente la sua vicinanza a Salvatore Riina ci portava ad essere coinvolti, diciamo, con altre famiglie a fare questi attentati. Senta, veniamo invece all'episodio del quale ha accennato, l'omicidio dell'onorevole Lima. Lei ha partecipato a questo fatto? Sì. Le faccio la domanda. Lei quando è che fu coinvolto per la prima volta, quindi le fu comunicato il suo coinvolgimento in questo episodio? Ma guardi, non ricordo con esattezza se è stato almeno 10-15 giorni prima, perché c'è stato un periodo che appunto si doveva pedinare l'onorevole Salvo Lima e io, a dire il vero, non lo conoscevo personalmente, né personalmente né sapevo fisicamente neanche chi fosse. E Salvatore Biondino, anzi, a dire il vero, credo Salvatore Biondino mi dissero eventualmente non ti preoccupare perché ha i capelli di colore bianco, sembra una lampadina accesa, ha i colori come, ha i capelli come quelli di Mario Troia, quindi bianco candido. Mi dissero dove abitava, ci si avvicinò, quindi credo che sia stato, non lo so, 10, 15, 20 giorni prima dell'omicidio. Adesso non ricordo con esattezza. E Biondino le comunicò questa decisione di eliminare Lima da solo, quando lei era solo, oppure unitamente ad altre persone? Se sì, può indicare queste altre persone? Dottore, adesso questi dettagli onestamente non me li ricordo. Ricordo che le persone che normalmente frequentavo e con cui avevo questo genere di rapporto era io, Salvatore Biondino e Salvatore Biondo. Se poi c'era qualche altra persona accanto non ricordo con esattezza. Che cosa disse esattamente Salvatore Biondino a lei e a Biondo, e poi può indicare cortesemente alla Corte quale Biondo si riferisce? E allora intanto mi riferisco a Salvatore Biondo, detto il Corto. Poi, ripeto, la circostanza è stata appunto che si doveva ammazzare questo onorevole Lima, che ognuno delle persone che avevano avuto rapporti con politici o con chissà chi dovevano pulirsi i piedi, diciamo discorsi del genere, quindi noi avremmo dovuto iniziare con Salvo Lima e altri avrebbero provveduto a fare delle altre operazioni, quindi sicuramente degli altri omicidi. Allora, un attimo. Non ricordo adesso magari esattamente le parole che ci sono state allora, ma in sintesi il discorso è questo qui. Ecco, allora soffermiamoci su alcuni aspetti, cerchiamo di approfondirli, a cominciare da questa espressione
bisognava pulirsi i piedi. Ho compreso bene? È così? Sì, ricordo questo diciamo, dettaglio della conversazione, che ognuno di noi avremmo dovuto pulirci i piedi di tutte quelle persone che praticamente avevano parlato, credo proprio a sproposito, senza risolvere praticamente nulla. Il discorso in sintesi era questo qui. Ma chi è che ebbe a pronunciare questa espressione? Se lo ricorda? Questo è stato Salvatore Biondino a dirlo. Senta, e questa espressione fu utilizzata quando le fu comunicata per la prima volta l'intenzione di uccidere Lima, oppure magari negli incontri successivi, se ce ne sono stati degli altri? Guardi, di incontri sicuramente ce ne sono stati degli altri, però francamente se diciamo, il dettaglio di questa frase, se è stata detta la prima volta o in altre occasioni, perché ripeto poi diciamo, l'episodio dell'uccisione è avvenuto sicuramente a distanza di tempo, se è stato detto in quell'occasione o successivamente non sono in grado di ricordarlo adesso con esattezza. Senta, lei ha detto che ciascuno di noi si doveva pulire i piedi nei confronti di chi? A chi era indirizzata sostanzialmente questa espressione anche un po' brutale? Io ho riferito la frase detta da Salvatore Biondino. Il discorso che praticamente che tutte quelle persone che avevano a suo modo detto che si dovevano occupare, non so esattamente di cosa, ma si dovevano occupare in poche parole diciamo di aiutare in sintesi Cosa Nostra, e che effettivamente non avevano fatto niente, dovevano essere in poche parole eliminate. Perché arrivo a questa conclusione? Perché se noi, essendo diciamo Salvo Lima nel nostro territorio, quindi dovevamo occuparci noi dell'uccisione di Salvo Lima, e altri avrebbero dovuto praticamente pensare ad altri, è chiaro che si trattava di un argomento molto più esteso, non riguardava soltanto Salvo Lima. Senta, ma lei parla generale di persone, può indicare magari qualche altra persona, delle categorie, dico in maniera così generica, chi sono queste persone? Se non ricordo male il nome di un altro politico, allora si fece, ma adesso io non me lo ricordo. Non me lo ricordo adesso, francamente. Vabbè, ora ci arriviamo, una cosa per volta. Senta, ma c'era stato un evento in particolar modo che aveva fatto poi scattare questa decisione di pulirsi i piedi nei confronti di queste persone? Il discorso che praticamente, il discorso, se non ricordo male, si parlava di una presa in giro, di una perdita di tempo, di una presa in giro o qualcosa del genere. Questo in sintesi era il discorso. E chi erano queste persone che avevano preso in giro Cosa Nostra? No, guardi, non lo so, non l'ho mai detto, non lo so. E allora procedo ad una... Stiamo parlando che si parlava di Salvatore Lima, quindi intanto si parlava di di Lima. E allora io procedo poi ad credo che si era fatto, e credo che si era fatto in quell'occasione il nome di un altro politico, però adesso onestamente non lo ricordo con esattezza. Allora, innanzitutto per aiutarla nel ricordo, procedo ad una contestazione del verbale di interrogatorio reso il 26 aprile del 1997, allorquando lei è stato giudicato come imputato nel processo proprio per l'omicidio dell'onorevole Lima. E
per le difese, pagina 111, quando proprio alla medesima domanda che le ho formulato io, lei intende chi erano le persone che ne hanno sempre preso in giro, chi sono? Risposta pagina 111, erano i politici, così ebbe a rispondere in quella circostanza. Ricorda innanzitutto questa circostanza? Quindi di quelle persone lei ebbe già a fare una selezione. Sì, sì, i politici, difatti, Lima è politico, ma si parlava, credo, proprio di cioè c'era il nome di un altro politico, ma adesso non, ripeto, non lo ricordo affatto. Senta, ma Biondino ebbe a indicare poi, oltre a Lima, altri politici, in maniera specifica che lei non ricorda, ma comunque ebbe a farne dei nomi? Ripeto, credo che si parlasse di un altro, sicuramente di un altro politico, però il nome non me lo ricordo, non me lo ricordo affatto il nome. E allora, va bene, allora procedo, Presidente, io Sì, stavo cercando di arrivare, voglio dire. Non lo ricorda se ha fatto dichiarazioni diverse o più complete sì, in precedenza, gliele leggiamo così potrà sì, confermarle. Per le difese procedo a contestazione dal medesimo verbale, pagina 112. Alle ripetute domande del pubblico ministero, il signor Ferrante ebbe a dichiarare che, ad esempio, come appunto l'onorevole Salvo Molina, ci aveva fatto avere sempre i facsimile per le votazioni per i periodi elettorali. Il Mannino ci aveva fatto pure avere i facsimili. Poi c'era Purpura, Mannino, Purpura, poi c'era un altro Mannino, Purpura, poi c'era Vizzini, comunque non del Partito della Democrazia Cristiana, Carlo Vizzini, che ha fatto ultimamente il Ministro delle Poste. Ricorda? E allora, ha sentito Ferrante? Sì, ho sentito perfettamente, adesso il nome di Mannino ne sono certo, gli altri due francamente non li ricordavo affatto. Quindi l'altro nome di politico cui lei si è fatto riferimento, scusi un attimo, l'altro lei ha detto Lima lo ricordo, un altro non lo ricordo, quest'altro nome era quello dell'onorevole Mannino? Era proprio il Mannino, sì. Mannino, mentre non ricorda gli altri citati allora nel 97. No, Purpura e gli altri. Purpura e Vizzini sono indicati. Purpura e Vizzini. Purpura e Vizzini non ricordavo. Senta, ma in questo verbale appunto si fa riferimento a dei fax simile ricevuti dall'onorevole Lima, ripeto quello che abbiamo dato lettura. Può essere più chiaro a che cosa si riferiva in quella circostanza? Che sono questi fax simile e da chi li aveva ricevuti? Guardi, i facsimile erano chiaramente per un discorso di votazione che si doveva fare appunto nei confronti del Lima. Da chi li avevo ricevuti non sarei minimamente in grado adesso di dire chi ha fatto pervenire, diciamo, questi facsimile, ma erano sostanzialmente un invito nel votare il Lima. Però, ripeto, chi non sono in grado di dire chi ha fatto pervenire questi facsimile, ma non credo sia stato una cosa occasionale. Più volte sono arrivati diciamo, questi facsimile proprio del Lima. Del Lima. Poi nel verbale che le è stato dato a lettura si parla di facsimile anche per l'onorevole Mannino, conferma anche questa circostanza? Sì. Ha detto sì, Presidente? Sì, abbiamo sentito. Sì. Perdonatemi. Senta, torno a ripeterle, ma in periodo elettorale la famiglia mafiosa dava un'indicazione di voto per un determinato partito, per un determinato candidato, e se sì, chi della famiglia mafiosa faceva questo? Allora, sì, la famiglia mafiosa dava diciamo, un'indicazione su chi dare il voto, chiaramente non soltanto nei confronti
personali, diciamo, cioè nostri, ma chiaramente anche nel cercare di fare coinvolgere anche, diciamo, i nostri proprio familiari. Chi dava le indicazioni chiaramente era o il capofamiglia o diciamo, il consigliere o il sottocapo, erano loro che davano queste indicazioni. Ci può fare dei nomi? I nomi, ho detto un attimo fa che il nostro capo mandamento, quindi il nostro capofamiglia, dopo l'82 era Pippo Gambino, prima era Salvatore Buffa, i consiglieri, il sottocapo era Pino Buffa, il consigliere era Mario Troia. Senta, allora io procedo ad una contestazione dal medesimo verbale, pagina 115 per le difese. A domanda del pubblico ministero. E lei, per quello che la riguarda, questi ordini di votare, ovviamente, Presidente, da chi li riceveva? Guardi, gli ordini praticamente li ricevevo, siamo nell'86, era Pippo Gambino che ci dava questi ordini. Poi Salvatore Biondino praticamente ha preso il posto di Pippo Gambino come sostituto e Salvatore Biondino ci diceva come comportarci e quello che fare. Queste sono sue dichiarazioni, signor Ferrante, ricorda? Sì, dopo l'86 sì, perché appunto Pippo Gambino non c'era più perché era detenuto. Benissimo, quindi conferma che era Salvatore Biondino che confermo... dava queste indicazioni? Sì, confermo in pieno quello che ha detto lei, sì. E questa indicazione di voto di Salvatore Biondino era una scelta autonoma di Biondino o proveniva da altri soggetti? Guardi, le indicazioni che ci dava Salvatore Biondino erano questo, però io non posso affermare che veniva autonomamente da Salvatore Biondino o erano altri soggetti che glielo dicevano. A noi Salvatore Biondino diceva di seguire quelle indicazioni. E allora, Presidente, procedo ad una contestazione dal medesimo verbale, pagina 115, rileggo la domanda del pubblico ministero. Quindi a lei l'ordine o comunque l'indicazione proviene da Salvatore Biondino. Ferrante. Sì, però tengo a precisare che Salvatore Biondino era praticamente sempre a stretto contatto con Salvatore Rina, quindi era lui quello che gli diceva cosa fare. Sì, ma il discorso è sempre quello lì, ma signor attenzione, Ferrante, però, io tengo a precisare... ogni volta dobbiamo contestare queste dichiarazioni. Sì, e allora cosa c'è di strano se io non ricordo il verbale fatto nel 97? Cioè, mi faccia capire cosa c'è di strano? No, non c'è di non strano. Non lo ricordo affatto. Vabbè. L'ho detto allora perché ricordavo molto meglio, adesso non lo ricordo più. E quindi? Va bene. Ecco, grazie. Senta, veniamo in maniera sintetica all'omicidio dell'onorevole Lin. Ad essere incaricati inizialmente chi siete stati? Lei, Biondo? Il corto? Io, Biondo, poi c'era Simone Scalici, Ciccio Onorato, poi credo c'era Giovanni D'Angelo, poi chi c'era? Credo noi, quindi 5-6 persone eravamo. Forse, vabbè, sapeva anche di quello che si doveva fare Simone Totuccio Graziano. Ma materialmente lì diciamo le persone che poi siamo andati eravamo appunto io, Salvatore Biondino, Salvatore Biondo, Ciccio Onorato, Simone Scalici e Giovanni D'Angelo. Benissimo. Senta, fu individuato un luogo dove commettere il fatto? Si doveva commettere il fatto praticamente appunto nelle vicinanze di casa sua quando sarebbe uscito proprio diciamo dal cancello di casa sua. Si pensava praticamente diciamo
si pensava a questo qui, anche se non ricordo male all'inizio si pensava di andarci con un'auto, poi per problemi di pioggia, perché ha piovuto diversi giorni, credo che si aspettasse dalla parte opposta, perché c'erano, diciamo, più strade dove il Salvolima poteva uscire. E poi si è optato per la moto, comunque si è fatto sempre nelle immediate vicinanze di casa sua. E qual era l'abitazione dell'onorevole Lima? Dunque ricordo che abitava a Mondello, diciamo quasi nella strada che va verso la Daura, andando sul lato destro, adesso non ricordo la via come si chiama, non ricordo affatto. Comunque la zona è quella lì. L'indicazione dell'abitazione... Si ci andava, credo, da Piazza Caboto, si ci andava, nelle vicinanze c'era un semaforo, si girava, diciamo, da lì vicino. Senta, l'indicazione dell'ubicazione della casa di Lima, lei l'ha ricevuta da chi? L'ubicazione, il posto, praticamente è anche il tipo di auto che aveva veramente Salvolima, mi è stato detto proprio da Salvatore Biondino. Il tipo di auto, perché credo che all'inizio aveva una Mercedes di colore amaranto, credo. All'inizio si seguiva, poi praticamente si è scoperto che era il figlio che la guidava, e quindi c'è stato all'inizio, diciamo, un po' di perdita di tempo per questo motivo. Ma Biondino richiese di commettere l'omicidio nei confronti del solo onorevole Lima o anche nei confronti di altri soggetti, in questo caso specifico? In questo caso specifico stiamo parlando dell'onorevole Lima, credo che si parlasse soltanto dell'onorevole Lima. Senta, può indicare cortesemente alla Corte innanzitutto se c'è stata una ripartizione dei ruoli, chi è che stabilì il ruolo di ciascuno e cosa che lei ebbe a fare in quella circostanza, in maniera molto veloce, i 6 soggetti con quale ruolo hanno operato e il ruolo che lei ha svolto. Allora, praticamente all'inizio, ripeto, si parlava di farlo con un'auto, adesso non ricordo i dettagli, e successivamente poi si è optato per una moto, perché Giovanni D'Angelo sapeva guidare abbastanza bene la moto, Francesco Norato stava dietro. Io ho avvisato il Giovanni D'Angelo, Salvatore Biondino, Simone Scalici e Salvatore Biondo dovevano prendere sia l'Onorato che il Giovanni D'Angelo, e successivamente praticamente, cioè dopo l'omicidio avvenuto dovevano credo caricare uno dei due, il Simone Scalici, forse l'Onorato o il Giovanni D'Angelo, adesso non ricordo con esattezza, ma diciamo in sintesi era quello che avremmo dovuto fare. Lei dove era posizionato? Non me lo ricordo affatto dove ero posizionato, adesso non ricordo con esattezza, diciamo visivamente non ricordo i luoghi con esattezza. Se non mi sbaglio sopra Monte Pellegrino, adesso non ricordo con esattezza. E quindi aveva il compito di... Perché Prego. Perché dovevo vedere, credo, l'auto che uscisse diciamo, da casa del Lima, quindi credo che mi sono posizionato diciamo, sopra a Monte Pellegrino.
E da lì aveva una buona visuale rispetto all'abitazione dell'onorevole Lima? Credo proprio per questo motivo mi sono posizionato lì, per vedere praticamente l'auto quando arrivava o quando usciva, perché credo che poi veniva un autista a prenderlo. Ho capito. E questo suo compito l'ha svolto, dico, ad occhio nudo o si è avvalso di qualche strumento particolare? Credo che avevo un binocolo che poi ho lasciato forse direttamente lì, comunque avevo un binocolo. Senta, sulla moto chi c'erano quindi in particolar modo? Nella moto c'era Giovanni D'Angelo che guidava e Francesco Norato che stava dietro. Erano a volto scoperto o erano travisati? Ma credo che avevano entrambi i caschi. Pubblico ministero, però io riterrei che appunto i dettagli sulle modalità esecutive così approfonditi forse non sono molto rilevanti, almeno per quello che la Corte può comprendere fino attualmente. Senta, signor Ferrante, quando Biondino comunicò la decisione di eliminare l'onorevole Lima, fece qualche raccomandazione particolare a lei e agli altri soggetti presenti, quindi a Biondo quantomeno il corto in quella prima occasione? La raccomandazione credo che sia stata quella chiaramente di non parlare con nessuno, di non dire troppo in giro, anzi di cercare di tenere il più possibile riservato questo perché con l'uccisione di Lima sicuramente sarebbe successo qualcosa di eclatante, perché Lima era un europarlamentare, quindi non era un tizio qualsiasi. Ricordo qualcosa del genere. Senta, ma dico, lei ha commesso anche altri omicidi, oltre a questo di Lima, quantomeno ha partecipato alla commissione di altri omicidi, giusto? No, ho partecipato alla commissione di altri omicidi, no, non l'ho mai detto. Beh, comunque la strage di Capaci sono sempre degli omicidi. Sì, ma non ho mai non come esecutore materiale, ho partecipato a... Io le volevo chiedere un'altra cosa, signor Ferrante. Per gli altri fatti gravi a cui lei ha partecipato, c'è stata sempre questa raccomandazione da parte di Salvatore Biondino? No. Guardi, in questo caso ricordo che c'è stata questa raccomandazione, di non, perché sarebbe successo qualcosa di sicuramente eclatante, polizia e carabinieri si sarebbero sicuramente mossi, ricordo qualcosa del genere. Senta, dopo l'omicidio, lei ebbe, dopo anche alcuni giorni l'omicidio, ebbe poi ad incontrare Biondino Salvatore per commentare di questo episodio? Guardi, Biondino Salvatore, con Biondino Salvatore ci si incontrava diciamo spesso, quasi giornalmente. Non ricordo di avere avuto diciamo successivamente di averne parlato o in quale occasione o perché, non ricordo adesso. Non ricordo. E allora procedo ad una contestazione dal medesimo verbale, pagina 108 per le difese, a domanda del pubblico ministero, dopo il 12 di marzo del 92 incontra più nessuno dei suoi correi e il signor Ferrante ebbe a rispondere: vabbè, dei miei correi, come le ho detto, con Salvatore Biondino e Salvatore Biondo ci vedevamo molto spesso. Lo stesso giorno, credo di no, ma diciamo qualche giorno dopo ci siamo rivisti e contrariamente diciamo alle mie abitudini ho chiesto se era stata una mossa intelligente quella di fare l'omicidio dell'onorevole Lima. Ricorda questa circostanza? Adesso no, però quello che ha detto sì, ricordo,
Non ricordo i dettagli, ecco, in verità è quella, non ricordo i dettagli, però chiaramente quello che ho riferito parecchi anni fa durante l'interrogatorio è molto più preciso rispetto a quello che ricordo adesso. Senta, non ricorda quindi questa sollecitazione che ebbe a fare, questa interlocuzione con Biondino sull'opportunità di uccidere l'onorevole Lima? Peraltro qua nel verbale dice contro le sue abitudini. Non ricordo questi dettagli. Ma appunto in occasione di altri gravi delitti aveva interloquito con Biondino. Volevo sapere la ragione per la quale in questo fatto specifico ebbe chiedere quasi delle spiegazioni. Pubblico, dottore, se non lo ricorda è inutile perché allora insistere. ho chiesto questo, non lo ricordo. E allora procedo ad una contestazione alla luce appunto di queste, dallo stesso verbale, pagina 109. Non sarebbero stato con le mani in mano. A quel punto Salvatore Biondino mi disse che praticamente era una cosa che si doveva fare. Gli chiedo il perché. Dice perché praticamente così la smettono. Dice così gli facciamo capire noi il discorso come deve andare, perché ci hanno preso in giro. Adesso così la smettono. Allora, onorato, Ferrante, ricorda adesso meglio io o continua a non ricordare l'episodio? No, ricordo praticamente questa frase, però non ricordavo appunto se poteva essere fatta una frase che era stata detta successivamente all'omicidio o precedentemente diciamo all'omicidio, quando appunto si parlava che ognuno doveva pulirsi i piedi, quindi cioè, potevo immaginare che era stata fatta prima o dopo, ma adesso in sintesi quello che mi è stato contestato lo ricordo, sì, è stato detto. Quindi lo conferma oggi, va bene. Ma Andiamo era avanti. usuale da parte sua chiedere spiegazioni a Salvatore Biondino in merito alle ragioni di un omicidio? No, normalmente no. Ho capito. Senta, veniamo invece ad un'altra circostanza. Lei ha indicato la sua abitazione come luogo per le riunioni di esponenti di Cosa Nostra. Innanzitutto conferma questo dato. Sì. Senta, e queste riunioni a casa sua, poi ha detto la casa di Biondo il Corto, la casa di Biondino, a partire da che periodo si sono svolte? Guardi, e allora sino all'80 credo 86-87, comunque sino a quando praticamente c'era Pippo Gambino fuori, quindi libero, anche se era latitante, comunque fuori si svolgevano quasi esclusivamente diciamo, a casa o a dire il vero nel garage diciamo, di Mario Troia. Dopo il suo arresto, credo dall'87, comunque nel periodo dell'87 in poi, sicuramente 87-88 in poi sono state fatte diciamo, in quei luoghi che ho elencato poco fa. Sicuramente molto più frequentemente dal 90-91 anche a casa mia, parecchie volte sono state fatte anche a casa mia. Lei ha mai partecipato ad una di queste riunioni o si limitava a mettere a disposizione i locali della sua abitazione? Mettevo a disposizione casa mia, anche se io restavo chiaramente in casa, non nella stanza dove il Rina faceva entrare, si appartava con altri soggetti, ma ero a casa mia, quindi stavo lì. Quindi a queste riunioni partecipava sicuramente Rina? Sì. Ricorda altre persone che
partecipavano, lei ha detto periodo soprattutto 90-91, a queste riunioni presso la sua abitazione? Oltre Rina, ricorda la presenza di altri esponenti di Cosa Nostra? Di altri esponenti di Cosa Nostra, un paio di volte è venuto Bernardo Provenzano, un paio di volte è venuto credo Carlo Greco e Pietro Aglieri, credo un paio di volte, poi qualche altra volta, adesso non ricordo, comunque Vincenzo Virga, poi che altri non ricordo con esattezza adesso. E allora procedo ad una contestazione dal medesimo verbale, pagina 134, dopo aver parlato di Salvatore Rina e Bernardo Provenzano, e poi persone che venivano erano Raffaele Ganci. Raffaele Ganci, sì. Ricorda la presenza di Raffaele Ganci? Sì. In rappresentanza di quale famiglia, di quale territorio? Della Noce. Della Noce. Poi ha indicato, vale come contestazione, anche Salvatore Cancemi. Leggo testualmente perché poi è così. Lo ricorda? Sì, perché praticamente veniva assieme o quasi sempre con Raffaele Ganci. Per quale territorio, per quale famiglia Salvatore Cancemi? Non ricordo con esattezza a quale famiglia appartenesse. E allora procedo ad una contestazione dal verbale, pagina 135. So che era di Palermo Centro, però sapevo che era sostituto, e ovviamente poi gli si chiede di chi. Conferma questo dato? Sì, Palermo Centro, perché era il sostituto di Pippo Calò, almeno così mi era stato detto. Poi ricorda la presenza di altre persone? Leggiamo tutta la dichiarazione, completiamo la contestazione, gli leggiamo tutto il... Poi Angelo La Barbera, che era sostituto, però il sostituto, cioè non sapevo chi era, cioè non lo conoscevo il mandamento, comunque indicazioni di Angelo La Barbera. Sì, Angelo La Barbera, sì, esattamente. Carlo Greco lo ha indicato. Brusca Giovanni, ricorda? No, un attimo, non a casa mia, Brusca Giovanni a casa mia no, negli altri luoghi sì, ma non credo mai a casa mia. Poi indica a pagina 142 per quanto riguarda Graviano Giuseppe, non ricordavo adesso il nome, però era una di quelle persone che veniva appunto agli appuntamenti. Ricorda questa circostanza? Sì, esattamente, sì. Benissimo. Senta, queste riunioni, a queste riunioni partecipavano contemporaneamente, periodo 90-91, tutti questi soggetti, o si svolgevano con modalità particolari? Non tutti questi soggetti, a volte veniva uno, a volte un altro, ma non c'era una riunione di tutti questi soggetti praticamente assieme, non contemporaneamente. Non contemporaneamente, quindi erano delle riunioni che si svolgevano per gruppetti, mi perdoni? Sì, esattamente, sì. E si svolgevano nella stessa giornata ad orari diversi oppure in giorni diversi, non so, un gruppo No, quelle persone che venivano diciamo in tutto quel periodo a volte veniva una sola persona, a volte magari prima uno e poi un altro, ma non contemporaneamente, non venivano contemporaneamente, ecco. Ed erano degli incontri di breve durata, delle riunioni dove si trattenevano a lungo? Dottore, non stiamo parlando di una cosa standard, stiamo parlando di episodi che sono avvenuti negli anni.
A volte qualcuno poteva starci anche un quarto d'ora e a volte stavano 2 ore a parlare. Senta, un'altra circostanza. A queste riunioni, a questi incontri a casa sua, a casa del biondo, a casa del biondino, partecipavano, erano presenti solo uomini d'onore? In qualche caso non solo uomini d'onore, in qualche caso c'è stato qualcuno che è venuto diciamo, a casa mia perché doveva incontrare Rina per questioni di affari, ma singoli episodi credo che sia stato qualche volta, 1 o 2 volte. Quindi soggetti estranei a Cosa Nostra, ma per altre questioni, mi pare di capire, di affari. Sì. Credo che c'era un commercialista della zona del Trapanese, che adesso non ricordo come si chiama, un imprenditore della zona del Trapanese, ma cioè adesso i nomi francamente mi sfuggono totalmente. Senta, e questa pulita dei piedi era, secondo le indicazioni, la pulita dei piedi, ripeto le sue testuali parole, secondo le indicazioni di Biondino, riguardava i politici o anche altre categorie di soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati? Guardi, allora si parlò di politici. Senta, lei ha conoscenza di un progetto omicidiario nei confronti del dottor Germanà? No. Sa chi era il dottor Germanà? No. È a conoscenza di un progetto omicidiario nei confronti del dottor La Barbera, Arnaldo La Barbera? No. Io non ho altre domande, non so i colleghi. No, io ho 2 o 3 domande. Prego. Intanto buonasera signor Ferrante, sono il dottor Di Matteo della Procura di Palermo. Buonasera. Senta, soltanto ulteriori 3 domande rispetto a quelle già poste dal collega. Allora, la prima, lei ha già fatto cenno di avere ricoperto un ruolo e ha anche spiegato genericamente quale. Il 19 luglio del 92, quando venne ucciso il dottor Borsellino assieme agli agenti della sua scorta. Io intanto le volevo chiedere se lei, se lo ricorda, è stato processato e condannato per la strage di Via D'Amelio, anche in esito alle sue stesse dichiarazioni. Certo che sono stato condannato e sto scontando attualmente ancora la pena. La domanda è questa. Lei oggi ha già fatto cenno al fatto di avere osservato i movimenti del dottor Borsellino e della scorta del dottor Borsellino il 19 luglio e di avere fatto una telefonata a chi stava in Via D'Amelio. Le volevo chiedere quanto tempo prima rispetto al 19 luglio lei è stato informato del fatto che si sarebbe dovuta organizzare una strage in danno del dottor Borsellino, comunque l'uccisione del dottor Borsellino. Cioè lei il 19 luglio svolge quel ruolo, ma se ne ha avuto notizia prima di quello che si doveva fare, quanto tempo prima ne ha avuto notizia rispetto al 19 luglio? Non so se sono stato chiaro. Adesso sì, ripeto, adesso mi viene difficile quantificare, non so se è stata qualche settimana prima,
una settimana prima, 10 giorni prima. Quindi possiamo dire nell'arco, cioè lei dice una settimana, 10 giorni prima? Credo proprio di sì, sì. Non molto tempo prima, non 3 mesi prima, 4 mesi prima, questo volevo capire. No, credo qualche settimana prima, non parecchio tempo prima, no. Ho capito. Senta, già che ci siamo, soltanto per vedere anche in questo contesto quale sia stato il suo grado di coinvolgimento nella preparazione di questa strage. Lei ricorda di avere partecipato in qualche modo ad attività preparatorie, ad attività di prova che poteva riguardare, che riguardava poi l'uccisione del dottor Borsellino, oltre al pedinamento fatto e alla telefonata fatta il 19 luglio? Sì, per quanto riguardava, diciamo, la prova appunto dei telecomandi ricordo diciamo, questa simulazione, queste prove che sono state fatte a Case Ferreri. Sì, esattamente. In località Case Ferreri, che si trova dove? Se lo può spiegare meglio alla Corte. Allora, località Case Ferreri è praticamente diciamo una proprietà che prima mio padre e successivamente io avevamo, diciamo, a disposizione, anche se non era praticamente nostra, ma avevamo a disposizione, e si trova in via Regione Siciliana, all'altezza, diciamo, fra il Sigros e diciamo lato monte, a circa 500 metri, diciamo, dall'autostrada, per intenderci. È un luogo praticamente, diciamo, chiuso, appartato, con case diroccate, e lì si è potuto fare, diciamo, questa prova appunto per vedere a che distanza funzionava il telecomando, quindi si sono svolte le prove praticamente lì. E questo rispetto al 19 luglio quanto tempo prima? Ripeto, non so se una settimana, 10 giorni, 15 giorni prima al massimo, ma ripeto, non tantissimo tempo prima. Non tantissimo tempo prima. Senta, e quando avete effettuato queste prove di funzionamento dei telecomandi, lei, non so se si ricorda, se è in grado di ricordare, ma in quel momento lei già sapeva che la vittima designata sarebbe stata il dottor Borsellino, quindi 10-15 giorni prima, o ancora no? No, non credo. Altra cosa, lei ha detto, e questa è l'ultima domanda che riguarda, anche perché abbiamo anche la sentenza definitiva del via D'Amelio Ter agli atti, però soltanto una cosa vorrei fare emergere anche in questo dibattimento oralmente, se la Corte ammette la domanda e se lei è in grado di ricordare. Lei ha detto di aver effettuato una telefonata a chi avrebbe dovuto proseguire diciamo, l'opera per uccidere il dottor Borsellino. Vorrei che fosse un tantino più preciso. Cioè lei ha effettuato la telefonata, doveva effettuare la telefonata e l'ha effettuata allorquando ha visto passare il convoglio della macchina del dottor Borsellino, da dove, e soprattutto volevo capire a chi la doveva effettuare, chi le aveva dato un numero di telefono, il numero di telefono a cui fare questa telefonata. Sì, però allora, prima che risponde Ferrante, un attimo, perché risponde agganciandoci però alla domanda precedente, sarebbe opportuno innanzitutto che lei precisasse quando ha saputo che si trattava di attentare alla vita del dottor Borsellino, da chi l'ha saputo, quando e da chi è stato coinvolto il giorno 19, chi l'ha chiamata il giorno 19 per dire si tratta di andare a
a pedinare ed avvisare chi poi ce lo dirà rispondendo al dottor Di Matteo. Allora, prego, Ferrante. Allora, del quando ho saputo il nominativo che si trattava del dottore Borsellino non posso essere preciso su quanto tempo prima. Comunque giorni prima. Parliamo sì, giorni prima. Non tantissimo tempo prima, credo giorni o qualche settimana o giorni prima. Comunque poco tempo prima. Per quanto riguarda il numero telefonico, praticamente mi è stato dato da Giuseppe Graviano il numero telefonico in presenza chiaramente di Salvatore Biondino, e io avrei dovuto telefonare a quel numero lì. Poi adesso non ricordo cosa avrei dovuto dirgli con esattezza, comunque avrei dovuto telefonare a quel numero lì. Il giorno della strage, quindi il 19, credo, il 19 luglio, ho telefonato a quel numero lì. Quindi questo ho fatto perché avrei dovuto telefonare a quel numero lì. E credo di aver fatto sia la telefonata, se non ricordo male, da un telefono pubblico e anche dal mio cellulare, forse proprio per essere certo della telefonata. E da dove l'ha fatta? Dove ha visto transitare le macchine? Allora, io mi trovavo esattamente dove c'era, adesso se c'è non lo so, in via Belgio, dove c'era il ponte di via Belgio. Mi trovavo lì. Ed ha effettivamente effettuato quella telefonata a quel numero che le aveva dato Giuseppe Graviano? Sì, ho telefonato a quel numero. Bene. Senta, un ultimo argomento. Lei ha partecipato all'omicidio di un giovane che si chiamava Emanuele Piazza a Capaci, in un garage di Capaci. Sì, dice che apparteneva ai servizi segreti, credo, non so se si tratta della stessa persona, ma credo di sì, Piazza, sì. Allora, lei è stato anche definitivamente condannato con l'attenuante dell'articolo 8 come componente del gruppo assieme ad Onorato Francesco e altri, che è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio mediante strangolamento a Capaci di questo Emanuele Piazza. Sì. Allora, inquadrato da parte perché sua... credo che sia... Prego. Credo che sia stato proprio, diciamo, nel negozio dei mobili di Nino Troia. Esattamente, sì, l'episodio è quello, almeno quello a cui mi riferisco con le mie domande. Le volevo dire questo, in parte lei ha anticipato una mia domanda. Lei ha detto quello che è stato ucciso perché avevano detto che apparteneva ai servizi segreti. Allora, sulla causale, così ha detto lei, sulla causale dell'omicidio di questo giovane, può essere più preciso? Chi è che le ha detto che apparteneva, io per ora utilizzo le parole che ha utilizzato qui poc'anzi, questo giovane ai servizi segreti? Ora, da chi l'ha sentito? Si parlava che questo poteva essere un soggetto che apparteneva ai servizi segreti perché, se non ricordo male, andava in giro, da quello che dicevano, con un tariffario diciamo, ad esempio su Salvatore Rina c'era una taglia di tot lire, quindi praticamente se qualcuno lo aiutava a catturare lui avrebbe incassato quei soldi. Credo che si trattava di una cosa del genere, aveva un tariffario sui latitanti, sui vari latitanti.
Sì. Poi effettivamente se apparteneva o non apparteneva ai servizi segreti, chiaramente questo almeno io non l'ho mai saputo, però si parlava di questo allora. Io vorrei sapere in questa sede, se lei ne ha ricordo, chi portò questa informazione, cioè questa cosa, questa circostanza che lei ha ricordato. Ma credo che, chi la portò? Lei da chi l'ha proprio... sentita pronunciare? Credo che sia stato proprio Francesco Norato, perché lui lo conosceva, Francesco Norato. Crede oppure in questo momento sta ricostruendo perché lo conosceva o ha ricordo che questa notizia la portò Francesco Norato? No, ricordo che la notizia la portò Francesco Norato e Simone Scalici, però forse la persona che conosceva e con cui scherzava e quindi apprendeva queste notizie era proprio Francesco Norato. Al momento non ho altre domande. Sì, e allora? Dottore Teresi? Solo un paio, Presidente, grazie. Signor Ferrante, sono il dottor Teresi, buonasera. Senta, Buonasera. volevo tornare un attimo a quelle circostanze che lei stesso ha ricordato oggi a proposito di uomini non di Cosa Nostra che frequentavano, che in qualche occasione sono venuti anche a casa sua per incontrare invece appartenenti a Cosa Nostra, per incontrare uomini d'onore. Volevo chiederle intanto... Sì, Prego. ma non per incontrare, perché questi qui erano uomini, cioè erano imprenditori, quindi di incontrare persone di Cosa Nostra lo sapevamo noi che erano di Cosa Nostra. Chiaramente quelli che non fanno parte di Cosa Nostra non potevano sapere diciamo, questa organizzazione di Cosa Nostra, ma credo che sia successo o uno o due o tre volte al massimo. Però scusi, onorato, perché Ferrante, perché qui noi dobbiamo capire bene, cioè se venivano a incontrare Salvatore Riina non penso che potessero dubitare o pensare di incontrare chissà chi, o no? Parliamo del 90-91, quindi... Non credo conoscessero Salvatore Riina come Salvatore quindi allora Riina. incontravano Salvatore Riina ignorandone l'identità, è così? Esattamente, almeno uno, perché uno lo conosceva, so che lo conosceva personalmente come Salvatore Riina, l'altro imprenditore no, ma il commercialista so che lo conosceva come Salvatore Riina. Ho capito, allora dottore Teresi può proseguire. Grazie Presidente, ma questa cosa lei l'ha saputa perché l'ha avuta riferita da qualcuno o l'ha intuita? Questa l'ho saputa perché sono venuti a casa mia. No, vabbè, che uno dei due conoscesse Salvatore Riina in quanto Salvatore Riina e che l'altro invece non lo conoscesse. Lei da che cosa lo ha tratto? Perché le è stato detto o perché ha constatato che non si conoscevano? Allora, perché se ne è semplicemente parlato perché per un episodio che è successo, perché questo commercialista una volta mi ha dato delle bottiglie di passito che avevano trovato in una cantina, credo a Marsala, e lui era stato messo lì come curatore. Siccome queste bottiglie di vino di passito erano particolarmente buone, mi pregò di farle avere Ozzu Totò, cosa che io ho provveduto chiaramente a fare tramite Salvatore Biondino. Quindi so perfettamente che lui conosceva il Salvatore Riina. Perfetto. Lei continua a non ricordare il nome di questa persona? No, so che era un commercialista, guardi, allora posso dirle che era un commercialista, allora aveva
la mia stessa età, quindi adesso attorno ai 50-55 anni, di colore scuro, aveva una Mercedes coupé, una Mercedes classe E coupé, però come si chiama adesso non me lo ricordo. Ed era lui di origini trapanesi? Sì, era di origine trapanese e posso dirle che conosceva anche Matteo Messina Denaro, perché se ne è parlato, perché lo conosceva pure, e che praticamente però ripeto non me lo ricordo adesso come si chiama, niente affatto, non me lo ricordo. Senta, in queste circostanze queste persone, in particolare questo commercialista, ha incontrato solo Salvatore Rina o ha incontrato anche altri appartenenti all'organizzazione? No, credo solo Salvatore Rina, vabbè, e Salvatore Biondino perché era pure lì, ma non altri, diciamo, di altre famiglie o di altri mandamenti. Ho capito. Senta, poco fa lei, rispondendo a una domanda del dottore Di Matteo a proposito dell'omicidio Piazza, ha parlato dell'appartenenza, del fatto che si era parlato all'interno dell'organizzazione, in particolare che Onorato aveva detto che il Piazza era un appartenente ai servizi. Lei sa se ci sono stati altri contatti, altre frequentazioni, altri rapporti tra uomini di Cosa Nostra e i servizi segreti? No. Anzi, bisognava stare effettivamente alla larga e guardinghi, perché per noi gli appartenenti ai servizi segreti erano semplicemente degli sbirri, quindi persone con cui non bisognava avere a che fare assolutamente niente. Ho capito. Ma come facevate a stare alla larga da chi non si sa a chi appartiene, posto che sono segreti i servizi segreti? Appunto. Avevate una qualche indicazione da chi stare alla larga? Da quali persone stare alla larga? Già i primi discorsi si erano avuti con Pippo Gambino, perché ricordo che una volta parlava di una diga, la diga Carcia o qualcosa del genere, adesso non ricordo con esattezza, e in quell'occasione parlava appunto che c'erano persone che facevano parte dei servizi segreti che offrivano delle armi o qualcosa del genere, adesso non ricordo i dettagli. Comunque cioè noi praticamente non potevamo e non dovevamo avere nessun tipo di rapporti eventualmente con questa gente. Voi come soldati di Cosa Nostra? Come appartenenti a Cosa Nostra. Ho capito. Va bene, grazie. Il pubblico ministero allora ha terminato, procediamo oltre, vediamo innanzitutto le parti civili. Nessun difensore vuole intervenire, allora passiamo. Avvocato Anania. Buonasera Ferrante. Buonasera. Senta Ferrante, nel procedimento, nel processo per la Dovrebbe avvicinarsi un po' al microfono perché non riusciamo. Nel processo per la strage di Capaci, celebratosi avanti la Corte d'Assise di Caltanissetta, io ricordo, anche perché ero presente, che lei assumeva di essere infermo di mente e ricordo che stava tutto il giorno a sbattersi la testa. Presidente, mi scusi, c'è opposizione? Perché mi pare che sia una contestazione prima della domanda. Prima di arrivare, infatti, per il momento Ferrante non risponderà, facciamo completare, vediamo se ci sarà la domanda. Lei si è guarito, mi devo complimentare per la sua guarigione. Avvocato, queste sono... Francamente, Presidente, Vediamo, facciamo delle domande. Poi dopo il processo per la strage di Capaci, in cui lei assumeva di essere infermo di mente, ha fatto delle cure per ristabilirsi, per riprendersi? Avvocato, la domanda posta in questi termini, evidentemente la domanda non può essere ammessa.
Signor Ferrante, lei avanti la Corte d'Assise di Caltanissetta simulava di essere infermo di mente, allora, ovvero lo era veramente? Allora, risponda Ferrante a questo punto. Domanda. Io non lo capisco, è un fatto No, il fatto sì, avvocato Anania, mi ascolti. In questi termini la domanda può essere posta. Allora, Ferrante risponda. Quindi è vero che lei durante il processo della strage di Capaci ha inizialmente rappresentato di avere problemi mentali, infermità mentali o altro? Ce lo dica lei. Non mi risulta affatto. Se c'era qualche giorno che praticamente ho avuto la febbre, e allora è un discorso. Ma se parliamo di infermità mentali. L'avvocato Anania ha fatto una domanda precisa, quindi lei risponda sì o no, se non è così. No. Non è stato sottoposto a delle perizie psichiatriche e neuropsichiatriche? Io? Sì. Ma lei ha partecipato alla strage di Capaci? C'ero, ma lei parla di... Scusi, adesso le dico lei di chi parla. Lei parla di Giovanni Battaglia, non di Ferrante Giovan Battista. Avvocato, forse lei ha quindi qualche lei, piccolo problema si limiti, nel ricordare. Ferrante, si limiti quindi a rispondere, non è stato mai sottoposto a perizie psichiatriche. Avvocato Anania, vada avanti. Non sono mai stato sottoposto ad alcuna perizia psichiatrica. Probabilmente c'è uno scambio il suo ricordo non è proprio preciso. Io devo dire che ha ragione. Ecco, va bene. Allora prendiamo atto e quindi cambiamo argomento perché... Nel 1982, diceva lei poc'anzi, a reggere il mandamento di San Lorenzo, chi era? Il mandamento di San Lorenzo, credo proprio nell'82 non c'era mandamento di San Lorenzo, perché dopo l'uccisione di Saro Riccobono è stata sciolta la famiglia, c'era un reggente, il reggente era Totò, si chiamava Salvatore Buffa, cugino dell'omonimo Buffa Salvatore, fratello di Pino Buffa. Sì. E dopo il 1982, lei dirà quando, è stato eletto un capomandamento? Credo che proprio adesso non posso essere preciso sul periodo, comunque fine 81, 82 o primi del 1983, ripeto, adesso la mano sul fuoco sulla data non ce la metto, ma si sono svolte le elezioni ed è stato eletto Pippo Gambino, sì. No, non ho altre domande. Avvocato Milio? Sì, signor Presidente, un attimo, scusi. Prego. Allora, brevissime domande. Buonasera, signor Ferrante. Allora, buonasera. Allora, innanzitutto, lei rispondendo a domande del dottor Di Matteo ha precisato che seppe, se ho notato bene, circa una settimana, 10 giorni prima, massimo 15 giorni prima dell'uccisione del dottor Borsellino, è corretto? Mi conferma? Sì, si ha risposto, ha detto sì, non si è sentito chiarissimamente ma ha detto sì. Lei poi ha anche parlato, io mi sono allontanato un attimo quindi vorrei conferma, di alcuni telecomandi che furono provati presso le case Ferreri, telecomandi poi usati chiaramente nelle stragi, è corretto? Furono trovati o provati? Provati, ha parlato di telecomandi che poi vennero usati nelle stragi. Provati, sperimentati, così ci comprendiamo. Sì, provato, sì. Ecco. Sì. Chiaramente dei telecomandi che poi voi avete usato nelle stragi, intuisco. Non credo che si siano usati quei telecomandi, in altre perché diverse coppie di quei telecomandi poi si sono letteralmente distrutti dopo l'arresto di Salvatore Rina e di Pippo Gambino, di Salvatore Biondo, Salvatore Biondino, si sono distrutti. Sì, quando lei aveste la disponibilità di questi comandi, di questi telecomandi? Quando?
quando voi avete avuto la disponibilità materiale di questi telecomandi? Credo proprio, ma forse li ha fatti Giuseppe Biondo man mano, ma credo proprio a luglio del 92, credo. Sì, guardi, io le devo contestare che... Adesso mi viene difficile onestamente ricordare quando si è avuto, diciamo, effettivamente in possesso di quei telecomandi, però non molto tempo prima diciamo, della strage, tant'è che si sono proprio provati perché non si sapeva neanche se funzionavano. Perfetto. Io le devo contestare che lei Dunque, esattamente nel processo per la strage di Capaci, primo grado, udienza 24 ottobre 96, ha dichiarato, lei parla dell'omicidio Lima, allora la domanda è, lei può dirci se questo omicidio ha un qualche rapporto di connessione con la strage di Capaci? Questa è la domanda. Lei risponde, guardi, già praticamente, essendo le stesse persone che hanno fatto lo stesso omicidio, già basta per indicare questo collegamento, perché praticamente siamo stati noi come mandamento di San Lorenzo a commettere l'omicidio Lima. Però posso dirle che quando è stato commesso l'omicidio Lima, subito dopo noi abbiamo avuto la disponibilità di queste 5 coppie di telecomandi. E se mi è consentito, signor Presidente, contesto anche che nel processo Borsellino Ter, udienza 5 giugno 98, un secondo che lo prendo, abbiate un attimo di pazienza, perché qui è un po' difficile. Ci sto arrivando. Dicevo, il processo Borsellino Ter 5 giugno 98, lei ha dichiarato: dunque, Presidente, che chiede, lei materialmente quando ebbe la certezza che questi telecomandi fossero stati acquistati o erano in possesso dell'organizzazione? Materialmente, lei risponde, Ferrante, quando ne ho avuto certezza, quando li ho visti. Presidente chiede, e cioè? Lei risponde, praticamente quando li abbiamo provati. Presidente, lei non sa dire in che periodo furono acquistati effettivamente da Biondo? E lei risponde, il periodo sicuramente è stato quello dal marzo in poi. Quindi comunque in queste 2 occasioni... Allora, quindi Ferrante ha capito un po' qual è la questione? Lei ci ha detto prima di aver provato, di essere stato presente in occasione della prova fatta pochi giorni prima, 10, una settimana prima della strage di Via D'Amelio. Precedentemente lei aveva mai visto questi telecomandi? Sa da dove provenivano? Chi l'ha procurati? E allora, i telecomandi sono stati fatti, come ho accennato un attimo fa, durante, diciamo, poco alla volta, quindi sicuramente nei mesi precedenti diciamo, alla strage del dottore Borsellino. Quel telecomando è stato, uno di questi telecomandi, come credo di avere già riferito, è stato provato sicuramente nel periodo quando praticamente l'ho visto, e credo che sia stato sempre nel luglio dello stesso anno, quindi credo una settimana, 10 giorni prima. Ecco, quindi allora in quell'occasione fu provata, mi ascolti Ferrante, in quell'occasione fu provata, per capire un poco noi tutti meglio, fu provata una sola coppia di telecomandi in quell'occasione? Sì, è stata provata, lei precedentemente aveva visto, sapeva dell'esistenza di altri telecomandi precedenti? Perché lei ha detto sì, erano stati acquistati. Li aveva mai visti prima? No, però so che praticamente Giuseppe li stava facendo. Quindi Giuseppe Biondo li preparava. Signor Presidente, rimane la contestazione. Vabbè, poi noi ovviamente su questo abbiamo chiesto i chiarimenti, poi le valutazioni le faremo successivamente. Sì, altre 2 o 3 domande massimo. Prego. Lei, forse lo ha già detto, che ruolo ha rivestito in Cosa Nostra, la sua qualifica? Forse l'ha già detto. Per la verità sì. Soldato, ho capito bene. Se sinteticamente vuole rispondere.
È quella di Soldato? Sì, sì. Soldato, va bene. Allora, lei poi ha parlato in merito ai politici, agli omicidi politici, ha parlato di un discorso avuto con Salvatore Biondino che fece riferimento al fatto che si dovevano uccidere i politici. Mi sto riferendo, signor Presidente, alle contestazioni che ha fatto prima il dottore Del Bene. Ha risposto al pubblico ministero dicendo che fece i nomi di Lima e di Mannino. Mi conferma? Sì, sì. Io le devo contestare allora che il procedimento Lima praticamente è a cavallo, la contestazione è a cavallo di quelle che ha fatto il pubblico ministero. Pagina 111-112. E allora, lei dice, la domanda del PM è: in danno di chi questi omicidi? E lei risponde: allora io ho capito che si trattava di altri politici, ma non mi è stato detto, si tratta di politici. Più avanti lei dice: erano i politici, PM, sono i politici, i nomi Biondino li ha fatti, nomi Biondino non ne fa, chiede il PM, e lei risponde: nomi Biondino non me ne ha fatti, però diciamo per le mie conoscenze, da quello, cioè visto che si riferiva a un discorso di politici, avevo capito. E poi si attacca con la frase che ha contestato il PM, che ad esempio, come appunto l'onorevole Lima ci aveva mandato i facsimili per le votazioni, poi Mannino ci aveva mandato i facsimili, Purpura e quant'altro. Allora, quindi la domanda è questa, Ferrante: il nome di Mannino fu fatto da Salvatore Biondino o lei lo ricorda come soggetto che aveva inviato i facsimili in occasione di elezioni? No, signor Presidente, adesso praticamente il nome di Mannino allora è stato fatto. E le dirò di più, molto probabilmente adesso non ricordo praticamente se si trattava della zona dell'Agrigentino o di Sciacco dell'Agrigentino che praticamente gli altri avrebbero dovuto fare qualcosa del genere, quindi probabilmente si tratta della zona dell'Agrigentino che si riferivano a questo Mannino. Quindi però, ripeto, se è stato fatto in quale occasione, il nome fu fatto, o da Salvatore Biondino o da Salvatore Biondo? Da Salvatore Biondino, no. O Biondo, Salvatore Biondo, chi dei due? Con loro due parlavo, non con altri. Parlava con tutti e due, quindi uno dei due ha fatto il nome di Mannino, per quello che lei ricorda oggi. Sì, è così? Sì. Sì. Registro, signor Presidente, che prima aveva parlato di un'espressa, gliel'ha contestata il PM, un'espressa interlocuzione con Biondino. Non abbiamo bisogno di registrare, perché nel senso che più registrato di come siamo. Va bene. E che aveva detto anche che quello che ha ricordato 15 anni fa era molto più preciso di quello che ha ricordato adesso. L'ultima domanda: lei ricorda se nell'87 vi fu in Cosa Nostra l'ordine di votare per Martelli? Ha risposto sì. E io ho finito, grazie. E allora, vediamo se ci sono ulteriori. Il pubblico ministero. Una sola domanda. Presidente. Chi è che... sono l'avvocato Fiormonti, in videoconferenza. Sì, prego, avvocato. Sì, volevo fare una domanda. Allora, prima del pubblico ministero, avvocato Fiormonti può procedere. Sì, buonasera signor Ferrante. Senta, lei ha fatto una serie di nomi di politici per i quali vi veniva data delle indicazioni di votare in occasione delle tornate elettorali. Oltre quelli che già ha fatto, ricorda altri nomi di altri politici e se sì di quali partiti? No. Quindi non ricorda altri nomi. Prego, avvocato Fiormonti. Ci sono altre domande? Nemmeno ricorda se differenziamo se per le elezioni politiche o regionali o comunali? Di no. Va bene, grazie. Prego. Ci sono altre domande? No, possiamo dare la parola al pubblico ministero? Allora, prego. Senta, signor Ferrante, al di là del periodo, lei poi
quel verbale contestato dall'avvocato Milio ha detto da marzo in poi, queste coppie di telecomandi, innanzitutto ricorda quante fossero le coppie di telecomandi? Io ricordo 4, adesso ho sentito 5, ma io ricordo 4, però posso sbagliarmi. Comunque erano sicuramente più di uno, perché ognuno doveva stare esclusivamente nel proprio sacchetto, quindi c'erano più sacchetti e ogni ricevente doveva stare con la propria trasmittente. Okay. Quindi adesso se erano francamente 4 o 5 credo che cambi poco comunque. Ma la mia domanda era questa: perché, se lei ne è a conoscenza, eravate entrati nella disponibilità, o meglio, queste coppie di telecomandi erano entrate nella disponibilità vostra del mandamento di San Lorenzo? Che poi lei ha detto una coppia l'abbiamo provata pochi giorni prima della strage di Via D'Amelio, quindi è una coppia. Lei oggi parla di 4, forse in altri tempi aveva parlato di 5. Dà l'idea, già il numero e la predisposizione e la conservazione, dà l'idea quantomeno della predisposizione anche eventuale di un ulteriore utilizzo per altri fatti. Signor Presidente, però allora facciamo la domanda, non possiamo fare la valutazione. La domanda l'avevo già fatta. Sì, cioè, e a quella può rispondere Ferrante. Esatto. Lei sa perché vi eravate procurati la disponibilità di 4 o 5 coppie di telecomandi? Il discorso è questo qui. Intanto adesso sto ricordando che una coppia di telecomandi credo che sia stata data a Matteo Messina Denaro, quindi il numero che diciamo che può variare probabilmente per questo motivo. Gliela consegnò lei a Matteo Messina Denaro? Gliela consegnò lei a Matteo? Io la consegnai personalmente ad un ragazzo che praticamente era con Matteo Messina Denaro, però non ricordo come si chiama, sempre nelle casse Ferreri, è venuto lì e gli ho consegnato diciamo questa coppia di telecomandi. E quando gliel'ha consegnata? Che periodo siamo? Dottore, parliamoci chiaro, non me lo posso ricordare se è stato 15 giorni, un mese prima, 2 mesi prima. Rispetto a che? O addirittura... Scusi, rispetto diciamo alla data del 19 luglio. Quindi parliamo sempre rispetto alla strage di Via D'Amelio. Sì, o addirittura qualche mese dopo, non lo ricordo con esattezza. Il dato certo è che gli è stato dato una coppia di telecomandi a Matteo Messina Denaro. Questo, la data cambia poco a mio avviso. Diciamo che è stato fatto sicuramente dal mese di marzo in poi, e questo ne sono sicuro. E poi dice perché sono state fatte le coppie dei telecomandi. Evidentemente hanno visto il primo risultato che si è fatto con... no, un attimo. Perché la coppia di telecomandi? Perché Salvatore Biondino una volta parlando mi disse che con quello lì praticamente i nostri rischi erano pari diciamo a zero, nel senso che si premeva un pulsante a distanza ed era bella finita la storia. Ecco perché si sono fatti i telecomandi, chiaramente per farne un uso per fare saltare praticamente delle bombe, quindi questo era ma la domanda era un'altra, se abbiamo ben compreso. La domanda era: c'erano più obiettivi, cioè c'erano più telecomandi, più coppie di telecomandi perché già c'erano più obiettivi, allora, o no? Quindi non sono stato chiaro. Di coppie di telecomandi ce n'erano sicuramente almeno 4, quindi gli obiettivi probabilmente erano più di 4. Adesso è stato chiaro. Un'ulteriore specificazione. Lei non ricorda la data ed è comprensibile, ma ricorda di avere consegnato una coppia di telecomandi a Matteo Messina Denaro. Le voglio chiedere personalmente ad un ragazzo che faceva il gioielliere e abitava a Castelvetrano. Lei ha mai conosciuto non ricordo come si chiama. Ha mai conosciuto un tale Francesco Geraci?
È proprio lui, Francesco Gerace, sì, però ripeto il nome, adesso non me lo ricordavo. E senta una cosa. Francesco, esattamente. Faceva il gioielliere, questo glielo posso dire, e aveva una 164 di colore bianca. Faceva il gioielliere a Castelvetrano? Sì, aveva una gioielleria a Castelvetrano. Sì. Senta, signor Ferrante, la domanda che le volevo fare. Lei ha consegnato questi telecomandi tramite Francesco Gerace a Matteo Messina Denaro perché gliel'ha chiesto qualcuno, perché le aveva chiesti Matteo Messina Denaro, perché a lei l'ha detto qualcuno, cioè su iniziativa di chi lei opera questa consegna? Allora, l'iniziativa è stata praticamente nell'eseguire l'indicazione che mi ha dato Salvatore Biondino, che bisognava dare una coppia di telecomandi a Matteo Messina Denaro. Quindi lui ha organizzato sul quando farlo venire e tutto quanto. Io gliel'ho semplicemente preso e consegnato. Questo Giuseppe Biondo, nella predisposizione di questi telecomandi, che ruolo ha avuto? E può dire se aveva rapporti con lei o con Salvatore Biondino o con altri appartenenti alla famiglia mafiosa di San Lorenzo? E allora Giuseppe Biondo non era intanto un uomo d'onore. Almeno sino a quando praticamente sono stato fuori io, quindi al 93 non era uomo d'onore. Giuseppe Biondo era il cugino dei due Biondo, quindi dei due cugini Salvatore Biondo. E siccome aveva un po' di conoscenza di elettronica, è stato chiaramente investito lui per fare questi telecomandi. Lei sa se per farli o per modificarli? Cioè direttamente li ha costruiti lui oppure li ha predisposti per l'utilizzo che volevate fare lui, nel senso che magari sono stati acquistati e poi lui li ha modificati in qualche modo? Guardi, non credo che vendono dei telecomandi già pronti per questo utilizzo, e quindi sono stati fatti, e appunto siccome il discorso era che ognuno doveva esclusivamente funzionare con la propria frequenza, quindi ricevente e trasmettente, lui ha modificato, diciamo, queste frequenze, e quindi lui ha fatto queste modifiche. Ho capito. Senta, lei ha ricordo di avere distrutto una o più coppie di telecomandi? L'ho già detto, credo, un paio di minuti fa, proprio a casa di Salvatore Biondo, scusi, a casa di Giuseppe Biondo, abbiamo distrutto sia i telecomandi che dell'esplosivo che avevamo noi, che tra l'altro lo avevo io conservato diciamo, in contrada Malatacca. Quando e perché? Cioè, dopo che vi eravate procurati questi telecomandi e che erano stati modificati e resi, diciamo, idonei ad un utilizzo criminale, perché lei distrugge questi telecomandi ulteriori? E allora, perché praticamente intanto chiaramente per evitare di collegare i telecomandi all'esplosivo e quindi diciamo per evitare chiaramente questo telecomando. Poi sostanzialmente eventualmente avevamo la giustificazione che siccome questi telecomandi, se qualcuno ce li chiedeva, non erano più funzionanti perché erano stati conservati in un luogo umido, e quindi abbiamo cercato di togliere praticamente tutto quanto, anche per avere, diciamo, un collegamento, il telecomando, con la strage che c'era stata, con le stragi che c'erano già state. E
quindi riesce a collocare nel tempo questa opera di distruzione di questi ulteriori telecomandi? Sì, è stato fatto sicuramente poco tempo dopo, diciamo, il luglio. Adesso non posso essere preciso se è stato fatto nel mese di settembre o di ottobre, ma è stato quello il periodo. È stata un'iniziativa sua oppure qualcuno l'ha incaricata di distruggere questi telecomandi residui? No. Quella praticamente è stata un'iniziativa che abbiamo preso io e Salvatore Biondo, il corto, anche se, ripeto, ero io, Salvatore Biondo, il corto, il lungo in quell'occasione e Giuseppe Biondo, perché eravamo a casa sua. Va bene, grazie Presidente, io non ho altre domande. Soltanto una precisazione a proposito di questo. Salvatore Biondino invece rispetto a questa decisione di distruggere questi telecomandi c'entra in qualche modo, ne era a conoscenza, fu informato prima, dopo? No, era già detenuto Salvatore Biondino. Quindi allora i tempi forse non sono quelli che lei ha indicato, che Salvatore Biondino è stato arrestato il 15 gennaio 93? Sì. Quindi io parlo del settembre, comunque dopo. Quindi quando lei diceva settembre-ottobre si riferiva dopo la strage di Via D'Amelio o dell'anno successivo? Perché non c'è chiaro questo. No, appunto, cioè, è stato praticamente fatto sicuramente dopo l'arresto di Salvatore Biondino. Dopo l'arresto di Salvatore Biondino? Sì, dopo l'arresto di Salvatore Biondino e sicuramente in un periodo estivo, c'era caldo, quindi sicuramente è stato fatto nel settembre, luglio, agosto, settembre dell'anno, credo dell'anno successivo a questo punto. Ma si era avuta notizia per esempio della collaborazione di nuovi soggetti che per esempio avevano partecipato alle stragi, se lo ricorda? No, in quel periodo non Cioè quando lei ha proprio, deciso no. di distruggerlo si sapeva per esempio della collaborazione di persone quale Santino Di Matteo o altri? No, non credo. No. No. Ci sono altre domande? Anche da parte nostra non ce ne sono altre, quindi allora possiamo concludere qui.